Bentornati in un nuovo aggiornamento con le previsioni meteo. Ovviamente la perturbazione che sta arrivando colpirà tutta quanta la nostra penisola e riuscirà a portare delle precipitazioni ingenti. Un video piuttosto rapido, come vedete la tempesta invernale negli Stati Uniti sta portando gelo estremo, blackout e perfino 30 vittime proprio a causa della ondata di freddo invernale, ma più che freddo sarà gelo, perché già registriamo dei valori molto sotto lo zero fino a meno 30 gradi, pensate, tra Wisconsin e Minnesota, e nevicate anche abbondanti. Invece da noi non sta accadendo nulla. Come vedete abbiamo il flusso delle correnti umide atlantiche dall'oceano che di matrice marittima riescono ad arrivare fino al centro Europa, mentre il freddo, il gelo, quello russo, si concentra solo su quei stati, quindi non avremo le nevicate ovviamente a quote basse come ultimamente sta accadendo negli ultimi anni, ma sicuramente una forte fase di maltempo che, come vedete, continuerà nel corso dei prossimi giorni e continuerà anche nella prima decade del mese di febbraio, e avremo quindi maltempo e delle nevicate sui monti, insomma, anche in vista delle Olimpiadi invernali di Cortina, che insomma sta portando una grande quantità di precipitazioni. Come vedete, quindi la giornata di mercoledì provocherà quindi questa fase di maltempo con questo ciclone che si andrà ad addossare sul Mar Ligure e poi si sposterà e andrà a portare delle precipitazioni lungo le coste del versante tirrenico in modo particolare. Proprio su queste aree risentiremo anche di primi forti temporali e fortissime nevicate che agiranno soprattutto sulle Dolomiti e sulle Prealpi. Addirittura si contano oltre mezzo metro e 1500 metri, e la perturbazione sarà in nuova formazione al sud Italia proprio nella giornata di giovedì e porterà dapprima dei fenomeni sul basso Tirreno, poi sulla Sicilia e sulla Calabria, per poi estendersi e viaggiare verso est, verso la Grecia. Avremo stabilità invece proprio nel corso della giornata di giovedì e di venerdì praticamente su tutta l'Italia, eccetto nelle ore pomeridiane a qualche acquazzone che avremo sulla Sardegna, specie sul versante interno, e poi in espansione verso il sud Italia, nuovamente sulla Calabria, poi sul resto del sud, la Puglia, Basilicata, i Molise, insomma su queste aree. E quindi nel corso poi della giornata di sabato un nuovo passaggio instabile è possibile che andrà a formarsi proprio nel corso della mattinata proprio sulla Sardegna, questo minimo che si addentrerà proprio sul Golfo del Leone e provocherà quindi una forte instabilità legata soprattutto sul medio-basso Tirreno, lungo le coste e su tutta quanta la Sardegna. Quindi insomma il freddo polare non si intravede, continuano a intravedersi queste perturbazioni atlantiche comunque molto veloci. In generale, per quanto riguarda le temperature, che saranno in media dappertutto, praticamente sono leggermente sopra la media, assisteremo quindi a dei valori compresi tra i 7 e i 10 gradi a nord, tra i 12 e i 14 gradi al centro e fino ai 17 gradi invece al sud Italia. Come vedete, l'analisi anche per quanto riguarda le precipitazioni saranno molto intense, soprattutto al nord-est e sulla Toscana interna, sul Lazio. Queste le aree più coinvolte, compresa anche la Liguria, specie quella orientale, e poi ovviamente lungo le coste della Sardegna occidentale. Ultime precipitazioni le avremo nel corso della giornata di giovedì fino alla Sicilia, per poi ovviamente attenuarsi nel corso del pomeriggio, e poi anche sulle Alpi e le Dolomiti centro-orientali. Per maggiori dettagli consultate i prossimi aggiornamenti meteo e seguite ovviamente i prossimi contenuti.